Sarà la settima edizione, quella della maratona di lettura presentata oggi a Longarone dopo una sorta di anteprima vissuta dagli alunni delle scuole ospiti dell'Aula Magna del Museo del Vajont. Vogliamo annunciare quest'anno quello che è ormai un appuntamento tradizionale che si terrà il 29 di settembre e che coinvolge veramente tutti i lettori del Veneto, partendo dalla collaborazione con le scuole, quindi con l'Ufficio Scolastico Regionale, con l'Associazione Italiana Biblioteche, con le associazioni degli editori e con tutti quei soggetti che per passione o per lavoro vedono nella letteratura il centro della loro vita. Maratona di lettura, un'occasione anche per ribadire l'eccellenza proprio nella lettura da parte dei veneti. Sappiamo bene che il Veneto è una regione di lettori, soprattutto di lettrici. I dati ci dicono che a discapito di tanti pregiudizi il Veneto si pone ai vertici delle classifiche delle graduatorie nazionali come regione di lettori e noi vogliamo trasmettere proprio attraverso questa maratona la possibilità di approfondire alcuni temi e autori veneti. Autori veneti, letteratura di fiume e il ricordo di una tragedia prossima a celebrare il suo 60° anniversario. Non a caso siamo qua a Longarone perché uno dei temi trattati dalla maratona di quest'anno sarà la ricorrenza dei 60 anni della tragedia del Vajont, una ricorrenza che secondo me è particolarmente significativa, soprattutto che per quel rapporto che deve essere costruito e che oggi è oggetto assolutamente di attualità tra l'uomo e l'ambiente.